Il 3 novembre del 1994, con decreto dell'assessore regionale alla sanità, veniva costituito il centro regionale di riferimento per i trapianti della regione Sicilia. Il CRT è stato individuato come organo tecnico dell'assessorato per la salute. La sede è stata confermata presso l'ARNAS civico di Cristina Benefratelli di Palermo. Tra i compiti del Centro regionale Trapianti, quello di coordinare le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale. Tra gli obiettivi anche quello di promuovere l'incremento della disponibilità di organi e tessuti destinati al trapianto, garantire una corretta e appropriata distribuzione degli organi in base alle conoscenze tecniche e ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità, è quello di promuovere anche la cultura di gruppi di studio come la donazione del trapianto, il trapianto di rene, quello del fegato e quello degli organi toracici. In merito all'attività del CRT abbiamo sentito la coordinatrice regionale, la dottoressa Bruna Piazza. La Sicilia si attesta, si distanzia dalla media nazionale, ma l'attività di donazione degli organi è un'attività molto fluttuante che nel corso dell'ultimo decennio ha subito vari andamenti, ha raggiunto dei punti di eccellenza come quello dell'anno 2012, 2013 e dell'anno 2017, in cui ci siamo davvero avvicinati agli standard nazionali. Quest'anno risentiamo di un attimino di fragilità legata a tante circostanze, a tanti fattori legati all'organizzazione delle aziende, legate al momento un attimino di transizione, ma il fatto che ci siano stati dei momenti di eccellenza dimostra che le professionalità nella regione ci sono, la rete funziona, bisogna chiaramente mettere a punto, bisogna crescere, bisogna implementare determinati fattori e ci sono l'assessorato è a supporto del centro regionale trapianti che è adesso è un'unità complessa dell'ARNAS civico di Palermo con un'attività sovraziendale e regionale proprio legata al coordinamento delle attività che sottendono la donazione e il trapianto d'organi. Penso ancora c'è poca informazione in merito alla donazione degli organi, c'è anche una sorta di retaggio verso questo atto che deve essere manifestata anche prima, la volontà, quali sono brevemente le cause ostative? Benissimo, ha detto benissimo, noi siamo sostenitori del fatto che l'informazione e la consapevolezza della materia, di questa materia così delicata, possa aiutare il cittadino a fare una scelta consapevole e noi invitiamo tutti i cittadini, tutta la popolazione a fare questa scelta in un momento di serenità. Ad esempio oggi è possibile fare la propria dichiarazione di volontà in merito alla donazione degli organi con la carta d'identità, sia rilasciandola che rinnovandola. Importante perché fare questa scelta, lasciare questo carico ai familiari nel momento in cui Dio non voglia uno dovesse andare via rappresenta un momento estremamente difficile, invece fare una scelta consapevole in un momento di serenità, diciamo chiaramente come religiosa e come credente, lungi da noi la superstizione, parlare di donazione d'organi non vuol dire attirarsi la morte è ben lontana e noi auguriamo la vita e la salute a tutta la popolazione, però è giusto fare i conti con una realtà che ahimè può sempre subentrare.